prezioso aiuto per l'ultimo intermezzo tratto dalla Ginestra, di nuovo Leopardi, 1836. Sovente in queste rive, che desolate a bruno veste il flutto indurato ai parchi ondeggi, seggo la notte, e sulla mesta landa, in purissimo azzurro, veggo dall'alto fiammeggiar le stelle, cui di lontan fa specchio il mare, e tutto di scintille in giro per lo voto seren brillare il mondo. E poi che gli occhi a quelle luci appunto, che a lor sembrano un punto, e sono immense, in guisa che un punto a petto a lor son terra e mare veracemente, a cui l'uomo non pur, ma questo globo ove l'uomo è nulla sconosciuto è del tutto. E quando miro quegli ancor più senza alcun fin remoti nodi quasi di stelle, che a noi paiono qual nebbia, a cui non l'uomo e non la terra sol, ma tutte in uno, del numero infinito e della mole, con l'aureo sole insieme, le nostre stelle o sono ignote, o così paiono come essi alla terra, un punto di luce nebulosa. Al pensiero mio, che sembri allora, o prole dell'uomo? Qual moto allora, mortal prole infelice, o qual pensiero verso te finalmente il cor m'assale? Non so se il riso o la pietà prevale. Sempre percorrendo così a tratti attraverso flash momenti della sua esistenza, abbiamo visto che fin da quando lei giovane tra i banchi discuteva con le sue amiche non ha mai avuto paura di dire quello che pensava, pur rischiando in alcuni momenti, visto il contesto storico. E poi l'abbiamo capito, se c'è una cosa che la scienza insegna e che lei insegna a tutti noi, è che non bisogna aver paura di essere in minoranza quando si ha delle ragioni, salvo poi metterle in discussione, metterle a disposizione degli altri. Questo vale per il passato, abbiamo visto esempi illustri che hanno pagato chi più chi meno, Galileo, Bruno, ma vale anche per il dibattito scientifico contemporaneo, che troppo spesso è, come dire, rimbalzato sui media con una banalità che non restituisce la complessità degli aspetti, e spesso anche le tesi più convincenti piuttosto che quelle meno convincenti sono presentate in modo che l'opinione pubblica non esperta non è poi in grado di farsi un'idea precisa. Di questi giorni, di queste ultime settimane, c'è, al di là, non ne faccio una questione partitica, non mi interessa ovviamente, però c'è un dibattito che divide il mondo della scienza e il mondo della politica, su cui lei ha anche avuto modo di esprimersi, sollevando anche non poche polemiche insieme a qualche altro scienziato, ed è quello del nucleare, che è un problema che tocca tutti, i cui rischi la memoria ci ripropone dagli anni passati a quelli più recenti dei vari disastri, e lei ha avuto una posizione, chiamiamola così, impopolare rispetto alla vulgata. Ecco, ce la può raccontare un po'? Va bene, il problema è che l'energia non è né di destra né di sinistra. Ora si tende a pensare che il nucleare sia di destra e il rinnovabile sia di sinistra, il che è assurdo. Tutti abbiamo bisogno dell'energia. L'Italia è completamente dipendente dall'estero, perché petrolio e metano lo compriamo dall'Ucraina, dalla Libia e dall'estero. Il nucleare lo compriamo dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Germania, quindi siamo completamente dipendenti. Ora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima di tutto sviluppare molto di più le energie rinnovabili. Per esempio la Svezia utilizza più di noi l'energia solare, il che è veramente il colmo, quindi si dovrebbe dare veramente incentivi, per esempio a chi vuol mettere pannelli solari sulle abitazioni. Nelle nuove abitazioni dovrebbe essere obbligatorio mettere pannelli solari, così come è obbligatorio avere tanti posti macchina, quindi questo è fondamentale. L'energia nucleare, non si può smettere di fare ricerca sul nucleare, perché
del nucleare ne avremo probabilmente bisogno in futuro, perché c'è sempre maggior richiesta di energia. Ci sono paesi emergenti come la Cina, come l'India, come il Brasile, che consumano, hanno una richiesta enorme di energia. C'è un intero continente come l'Africa che ancora dorme, ma che un giorno o l'altro si sveglierà. E quindi il petrolio e il metano si vanno esaurendo. Il carbone, che è molto più abbondante, è anche molto più inquinante. Quindi bisogna continuare nella ricerca sul nucleare. Tirarsi fuori non fa più ricerca, vuol dire restare indietro. D'altra parte la ricerca è fondamentale, perché se tutte le volte che si scopre una nuova forma di energia, un nuovo prodotto, al primo incidente si taglia tutto, non se ne occupa più, saremmo ancora fermi all'età della pietra. Se quando l'uomo scoprì il fuoco, al primo incendio della sua foresta, avesse chiuso col fuoco, saremmo ancora nelle caverne. E così il primo aereo che è caduto non si vola più. Quindi dagli disastri si deve imparare, si deve pensare a forme di protezione e di sicurezza maggiore, e io penso che il nucleare è una forma di energia fondamentale, ma che è anche un pericolo globale. Siccome si parla tanto di villaggio globale, bisogna affrontarlo globalmente, nel senso che, e questo forse è un'utopia, ma io credo che l'unica soluzione possibile, che le centrali nucleari vadano messe in quei luoghi che sono sicuri dal punto di vista sismico, dal punto di vista della possibilità di tsunami, e l'energia lì prodotta sia distribuita a tutti gli altri paesi a costo di mercato. Ai paesi che non possono mettere centrali nucleari per ragioni geofisiche. Che credo sia un'utopia, però io credo che sia necessario arrivare a questa globalizzazione dell'energia, pensando a quello che sarà il bisogno futuro. Non possiamo tagliare la ricerca nucleare, che non vuol dire mettere ora delle centrali nucleari là dove la gente non le vuole, questo non è possibile. Non è possibile anche perché l'Italia è tutta a rischio sismico, eccetto la Sardegna. Non c'è che la Sardegna. Ora i sardi se la sono presa con me, non è colpa mia se la Sardegna è l'unico luogo sulla terra, in Italia, in cui non c'è il rischio sismico, che non vuol dire di metterli a forza una centrale nucleare. Se non ce la vogliono nessuno gliela metterà. Poi c'è il problema italiano, che noi italiani si fa le cose molto alla leggera, e le centrali nucleari sono qualcosa di molto serio, di molto pericoloso, per cui vanno davvero fatte a regola d'arte, con grande onestà, non per guadagnarci sopra, non per fare come gli edifici in cui si mette la sabbia al posto del cemento, che gli italiani danno poco affidamento da questo punto di vista. Quando penso che all'Aquila hanno scoperto che la casa dello studente ci mancava un pilastro, si erano dimenticati di mettere un pilastro. Ora, è possibile questo? Questo è successo. Ecco, ora le centrali nucleari sono qualcosa, appunto, le scorie nucleari, quelle sono davvero un grosso pericolo, che non si sa dove metterle, e noi siamo abituati a buttare le scovazze là dove capita. Di notte si buttano nell'orto del vicino, come succede in tanti posti, tanto. Ecco, queste sono cose che veramente non dovrebbe essere solo una fonte d'appetiti per le varie mafie. Questi sono i grossi pericoli del nucleare, più che il nucleare in se stesso. Io credo che dovremmo continuare con la ricerca, questo qui sì, perché altrimenti restiamo, perché anche dai disastri si impara, sempre si è imparato, in tutti i progressi dell'umanità ci sono state delle vittime, ci sono stati dei disastri, ma da questo si è progredito, quindi questo credo sarà necessario. E
E poi le energie rinnovabili oggi soddisfano circa il 20% del bisogno dell'Italia, però questo 20% è in gran parte dovuto alle energie rinnovabili classiche, cioè all'idroelettrico, alle cascate, e il sole, l'eolico, e questi ancora bastano a qualche % del fabbisogno. Quindi anche qui c'è molto da fare, molto. Poi c'è, ad esempio, in Italia noi abbiamo uno dei maggiori esperti di energia nucleare, che è Carlo Rubbia. Ecco, Carlo Rubbia dove lavora ora? Spagna. Lavora a Spagna. Perché? Perché in Italia evidentemente non aveva modo e sta cercando proprio, studiando la possibilità di centrali nucleari con materiale radioattivo che abbia una vita media molto più corta di quella dell'uranio. Mi pare sul cesio, che ha una vita media molto più breve di qualche decina d'anni contro migliaia di anni dell'uranio. E quindi anche questo è un segno della nostra poca serietà. Si manda via proprio in questo momento una persona il maggiore esperto in campo mondiale degli studi sull'energia nucleare. Se lei è d'accordo sentiamo ancora un pochino di musica per chiudere questa serata, ringraziando chi è intervenuto così numeroso e ringraziando loro e me con loro, la sua pazienza, la sua disponibilità e la sua testimonianza, che non è mai una testimonianza sul passato ma una testimonianza sul futuro. Di questo noi la ringraziamo molto.